Buonasera gentili amici ed amiche, un cordiale saluto che vi giunge dalla Stella Azzurra. Giornata di verdetti questa sera, 24esima giornata di regular season. Si affrontano il Ragnatela Pub e la Steaua 2005 tra i propri effettivi. Attenzione ora al pallone giocato dallo Steaua, c'è la conclusione il gol dello Steaua al primo affondo. Passa la formazione di Moldoveanu con il gran sinistro di Tilinka, uno dei mancini più caldi della Lega, che dalla tre quarti trova l'angolo alla sinistra di Ripani, sbloccando subito il match. Palla sul mancino, scambia con Casali, Lani, il destro, Vladescu in qualche modo, Melchiorre, ancora Vladescu. Attenzione ora a Cardinali che involontariamente serve Mancas, attacca lo Steaua allora con l'azione condotta con una conclusione, c'è il raddoppio ancora dalla distanza, il 2-0 dello Steaua che è andato con il calciatore in maglia numero 6 Giai a fulminare Ripani con un destro che non sembrava irresistibile. Lani innesca la ripartenza dello Steaua, 3 contro 2, Bud si accentra, Bud li salta tutti, clamoroso Ripani! Numero 14 dall'altra parte Tilinka, bene per Bud! Che c'è il terzo gol! C'è il terzo gol dello Steaua, un'azione in verticale partita da Tilinka che vede Bud e lo serve con una gran verticalizzazione. Bud riesce quasi sulla linea di fondo a mettere in mezzo un pallone sul quale arriva Mancas. Si riprende a giocare alla Stella Azzurra, ricordiamo il risultato clamoroso, attenzione, della prima frazione. A Tilinka che va sulla sinistra, posizione d'ala, attaccato da un compagno, trova il gol del 4-0 da posizione impossibile. Tilinka, una rasoiata col mancino che incoccia sul palo e termina in rete in fondo al sacco della porta difesa da Ripani. E allora Marinucci va da Santececchi, attenzione, Ganea mette in mezzo il pallone e c'è il quinto gol di Bud, tutto solo in area di rigore, servito da Ganea su un pallone perso da Ragnatela. Bud con il piattone riesce a depositare in fondo al sacco il gol del 5-0, cioè quindi la manita allo Steaua, ancora in attacco, tutto di prima, i calciatori della formazione maglia giallorossa, Ripani, il miracolo, palo, si continua a giocare. Da Ganea riparte lo Steaua con Ganea, l'imbucata centrale per Bud, e solo Bud mette a terra Ripani, Bud, i numeri di Bud e c'è il gol del 6-0, ma che gol di Bud che scherza con la difesa del Ragnatela e dopo aver messo ripetutamente a sedere Ripani in uscita trova il gol del 6-0, dilaga a questo punto lo Steaua 2005 in contropiede. Anche Placido un paio di metri dietro a sé, va in realtà Placido col destro sul muro, De Pedis ci prova lui e trova il gol del 6-1, il gol della bandiera di De Pedis che con il mancino sulla ribattuta della barriera dello Steaua, ma comunque salva l'onore, va a Cardinali col destro, anzi no, De Pedis, il pallone rimane là, attenzione, riparte lo Steaua, c'è la chiusura della difesa della Ragnatela e arriva anche il fischio finale di Tichetti. Finisce così alla Stella Azzurra, dove lo Steaua 2005 travolge il Ragnatela Pub vincendo per 6-1. Sì, noi crediamo fino alla fine, abbiamo 2 partite, una in casa, se non lo sbaglio, con questo leader di questo campionato. Speriamo di poterci fare, poi aspettiamo altri risultati in favore nostro.